Buonasera. C'è una frase ripetuta come un mantra da molti esponenti del governo da quando la centrale giapponese di Fukushima è fuori controllo e sta mettendo in pericolo vaste aree del Giappone, inclusa Tokyo, ed è: serve una pausa di riflessione. Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo, immediatamente dopo il disastro alla centrale giapponese, dichiarava: il programma nucleare italiano va avanti con la consapevolezza di una scelta giusta. Ma 48 ore dopo, senza accorgersi di essere ascoltata, rivolgendosi a Tremonti, dice: è finita, non possiamo mica rischiare le elezioni per il nucleare. Non facciamo cazzate, bisogna uscire in maniera soft. Ora non dobbiamo fare niente, si decide tutto tra un mese. Il ministro del sviluppo economico Romani diceva: inimmaginabile che l'Italia torni indietro su un percorso già avviato. Sabato scorso invece ha dichiarato: abbiamo davanti a noi un referendum drammaticamente pericoloso e impopolare per noi. Se tutto andava come doveva andare potevamo cavarcela, ma l'evento giapponese è stato spaventoso. Ecco, queste dichiarazioni ci dicono molte cose. Primo, questo governo blocca momentaneamente la corsa verso il nucleare perché teme di venire sconfitto nel referendum indetto dall'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Secondo, la moratoria di un anno decisa oggi dal governo è un imbroglio, è solo una tattica per cercare di depotenziare il referendum, perché è evidente che se questo referendum non raggiungesse il quorum e quindi invalidato, il governo ripartirebbe con le centrali nucleari come se la tragedia giapponese non avesse insegnato nulla. Per cui a coloro che sta a cuore il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, quando il 12 o il 13 giugno andremo a votare il referendum, bocciamo questa scelta scellerata. Non a caso il Caimano assieme ai suoi maggiordomi stanno cercando di boicottarlo in tutti i modi. Ad esempio, non l'hanno voluto accorpare con le elezioni amministrative, sperando che i cittadini si stanchino dopo aver votato per le elezioni amministrative e magari, se è una bella giornata, scelgano di andare al mare. Questa vigliaccata ci costerà oltre 300 milioni di euro. Gli Stati Uniti, la Francia, la Svizzera, addirittura la Cina dicono: fermiamoci e rivediamo i nostri programmi in materia nucleare. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato: prima si esce dal nucleare meglio è. Il commissario europeo all'energia, dopo la tragedia giapponese, ha dichiarato: è un'apocalissi atomica, tutto ciò che si riteneva impensabile è avvenuto e l'Unione Europea deve valutare un'opzione zero sul nucleare dopo questi eventi. E poi i costi. Ecco una dichiarazione di Tremonti: i paesi che hanno il nucleare non tengono conto dei costi dello smantellamento e la messa in sicurezza degli impianti a fine servizio, un costo che può arrivare fino a 3 volte il costo di costruzione di una centrale, alla faccia di chi dice che il nucleare è la fonte di energia più a buon mercato. E poi il problema è risolto in tutte le centrali, in tutto il mondo, dello stoccaggio e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari delle centrali. In Italia non riusciamo a risolvere il problema delle immondizie comuni e pensiamo di risolvere un problema ben più grave e complesso. E poi il capitolo delle fonti rinnovabili. Nel decreto milleproroghe questo governo di incapace, uso questo termine per non incorrere in qualche querela, ha pure tolto gli incentivi per il fotovoltaico, che stava aumentando in modo esponenziale e creando energia pulita, elettrica pulita e posti di lavoro. Insomma, siamo a una svolta epocale. Con il referendum di giugno abbiamo la possibilità di togliere ai molti dottor Stranamore di questo governo il potere di mettere in pericolo la nostra salute. Terremoti a parte, il nostro paese vive e gode di fama mondiale per il turismo, per la cultura e per le specialità agroalimentari di altissima qualità. Immaginate gli effetti che una semplice fuga radioattiva in un'eventuale centrale nucleare avrebbe sulla nostra economia. Secoli di lavoro e tradizioni in fumo. E tutto questo per soddisfare gli appetiti delle lobby industriale e militare che manovra tutto il nucleare nel mondo. Chiudo con un aforisma di Eugenio Scalfari sulla questione che fotografa, secondo me, molto bene la situazione. Volereste su un aereo che non ha una pista di atterraggio adatta a riportarlo a terra? Io no, sicuramente no. Riflettiamoci e partecipiamo in massa ai referendum. Arrivederci a mercoledì prossimo.